quando vai te.
Andiamo a vedere dove la banda, andiamo a vedere dove la banda. Aspetta Gabriele, aspetta. Andiamo a vedere la banda. Arcadia comunque lo trovate su YouTube. Buon divertimento, deliziatevi con i nostri prodotti, deliziatevi con la cortesia dei miei cittadini e divertitevi e portate a casa un bellissimo ricordo. Così non può essere altro. Buona giornata. Comunque all'inizio del paese, nella casetta di legno, ci sono le nostre ragazze dell'Infopoint che vi danno anche tutto il programma. La festa si svolgerà fino alle ore 20, quindi alle ore 17 diciamo ci sarà il concerto finale, godetevi il tutto, ci saranno i giri in carrozza che partiranno dall'entrata del paese, ripeto i laboratori, il cantastorie, sulla sinistra della chiesa non perdetevi la scuola di un tempo, il ricamo, il cucito, nella sala sociale abbiamo anche altre tante delizie. Buon divertimento, io ogni tanto poi avviso per microfono le attività. L'ultimissima cosa, novità di quest'anno, per i bambini, dietro il tendone sulla sinistra dei volontari c'è il salto nel fieno. Cosa vuol dire? C'è un trampolino dove una volta i bambini ovviamente giocavano nel fieno. Non perdetevi questo sulla sinistra. Che fai de bello? Con le camere, con la foto, con il liverino.
attacca giù, non le robone le croste. Allora, su queste qui dei desliti di acqua, di acqua, giù un litro e mezzo di acqua. Mamma te la fa E quella è più buona. No, la che non ve ne avuta. Tempo di facere questa. Lontani perché devo stare vicino anche. Il paccagiochi prima. Ah sì. Che fai? E lì su dentro al quantiero te lo da vendo dopo. Perché fai una pilota, va. È già scout. A tempo zero, ma che Adesso non ho delle colpe dopo. Ma che dopo quando che arriva, la gente. quando va in fila gente. Ma guarda che qui sì. Hai imparecciato. Devo star fermo e poi la mossa, no? Non fare via con la mazza. Deve stare fermo. Non vado a mossa. Dai, dammi da me questi quarti, no man? Dammelo su, mettelo. Quando hai portato il bottoniere, non mi hai raccontato grazie. Ho fatto un po' di re, Cioè? Magari sciolti. Era arrivato che Piretti stava spaccando la legna, no? Allora arriva lì con la sua moto, con la sua nuova donna. Gli lascia stare una leppa solo con la prende corta, rimane il tronco nel mezzo.
Stasera Dica il giorno molto sera alla macchina. Abbiamo già capito. Gianni, Non pausa adesso. A me non mi mano un po'. Quando sei strati insomma il cambio per non venire. Se no quelle che per la grana si patatona o si c'è come da vedere. Non mi ripeto mai di questa ma sono grosse che non diceva calada. E se lo legate in ben patate. E tanti di tade messe, quindi una patata che la camisa che la viene a tre. E l'altra da quella lì come prima. E dopo bisogna metterla fuori che non esprima, no? Sì, sì, sì. Fare i soliti tutti. E allora non passai gradi a marcia la grana, i gaita ai miei frei. E qua che me le cambiano. Sono un mese dopo e dici, ma io quelle che mi ha dato ai miei frei, ma dice sempre che ne insomma dai. Patatone, capisce Che bolla un po' a sacco. capisce È da dire storicamente che questa era l'attività economica fondamentale di questa valle. Tutte le famiglie, proprio tutte, almeno una mucca in stalla l'avevano, se non due, se non tre, se non quattro. Certo facevano anche altri lavori, però il problema di avere un po' di latte per il consumo e poi per la lavorazione era un problema e una risorsa per tutte le famiglie. Perché pensate appunto, da qui vi viene il formaggio, ma poi il siero che avanza non viene buttato, veniva dato ai maiali, tant'è che in Malga spesse volte trovate vicino alla stallone delle mucche anche la stalla dei maiali. Poi c'era appunto la possibilità del burro, c'era anche la possibilità di fare un attimo la ricotta. Da noi mi pare che yogurt non ne facevano, era qualcosa che è arrivata dopo. Però con un po' di burro, formaggio e la ricotta aggiungete che il maiale appunto allevato anche con il siero dava un attimo la carne, si viveva così. Questo tipo di lavorazione veniva fatto l'estate in Malga, invece in autunno, inverno e primavera nel caseificio. Ma Malga e caseifici non sono vecchissimi, altrimenti prima ogni famiglia faceva il suo, se lo lavorava il suo tanto poco latte. Ha cominciato nell'800 l'attività di mandare le mucche in Malga e poi di fare insieme il formaggio, il burro e di fare il caseificio turnario poi nel paese, dove a turno, in base alla quantità di latte conferito, venivano anche raccolti i frutti, quindi il formaggio e il burro e i pochi soldi della vendita di un po' di latte a chi non produceva direttamente questi prodotti. Quindi era importantissima l'attività del casaro, era proprio una delle attività più importanti
dell'economia del tempo. Adesso è importante se va Siamo i costi Questa poco è stata operata dalla Carotti della ma dai. tagliare l'erba, È veloce, dopo Ti manda bene, bravo. Ciao Anna. Ma la starca roba è così. Dammi quell'acqua, mettila giù qui. Buono. Adesso lì l'acqua lo farà prendere, l'acqua fredda lo farà prendere. Raga, la duca ora. Ecco qua. Ecco il burro. Adesso andrebbe messo in una bella fontana molto fredda, chiaramente qui siamo un po' limitati in questo, no? Ecco, lo possiamo, ecco, puccia giù, puccia giù. Ecco, laga giù, puccia, vedrai, mette lì un po' l'ombria, vedrai che si rapprende del tutto. Un reporter? Già. ormai sì. Ma Vieni incontro, non sono buona.
Vieni incontro. No, vai dentro con quel piano, dopo vieni, madonna, madonna. Sei fatto sì. Già parlare gli scoglianti pure sai se la ragione, l'uomo te dice, se no passa dopo squadra era solo per capire. avete appena finito, sai se la vedo. Se no con un colpo serve subito. Questo scarto, no, vedi se viene tutto il ritmo. Tutti i tipi di legname, vero? L'arice. E basta, vero o no? Sono con l'arice scandalo, come guardate. Io praticamente al 21 ho trovato il fugato. Ehi, fate il nostro gruppo. No? Eri solo prima con un figlio dell'assalto, no? Ah, mi stavo qui. Ma che dal demazzai, e che le persone no? La prima. Ma questo non è fuori. Non deve andare fuori. No, perché quello da vedere. Bella camasta. Bella camasta. L'economia è circuito chiuso perché prima si fabbricavano loro gli strumenti, questi li vengono recuperati
quelli fanno le cose. Tanto nel filmato quanti sacchetti mette insieme? Dipende la grandezza della borsa. Prima faccio le file in lungo, poi le sovrappongo e faccio il rettangolo per fare la borsa. Mi è stata fortunata c'è una bella giornata con Fonda ieri. Sì, ma finché il pleuve la notte, il fa bene alla campagna, il fa bene per i funghi, il fa bene per le manifestazioni. Scusa, quanto costa per la sciarpa? Aspetta, le sciarpe 20 euro. Tutte? Tutte.
Manca anche la sia pronta. Dai a 85 gradi. Che aveva 10 minuti, mezz'oretta? No, 10 minuti al massimo. Si può andare Ecco, fatto, grazie. Pubblicata. È un gran bel becco, anche se le ficconi sfusino lo stesso caprioli qua, caprioli là, e il mio caprioli non sarà mai pagato. Muoio per quello galletto, muoio per te morirò, e no, mai cooperò perché il Doric non vuole, mai cooperò perché il Rittore non vuole, È un lavoro di pompa, quindi su, i ragazzi hanno accompagnato, adesso su, devono pompare loro, da su, piano, 4 pompano, guarda, devi scappare, metti 2 mani qui, io metto 2 mani qui, dovete guardare la velocità, su, basta, metti la lingua su, alza le gambe, basta, su, Guarda, non funziona! funziona perché manca l'acqua, fuoca!
Andate a prendere. Dovete andare a